Molto bene. Allora, sono con Ricky Ignata. Ascolta Ricky, prima parlavo degli ex o di gol dell'ex, eri anche stufo, siccome tu facevi, hai fatto anche un gol, una cosa che ho ricordato prima in diretta. La partita decisamente girata nel secondo tempo, ma tu che Valdagno hai visto? Ma un Valdagno che secondo me vedo da tutta la stagione, combattivo, ci ha fatto sudare questa partita, sapevamo che era dura, un Valdagno che in casa non concede nulla, il risultato penso sia bugiardo perché ci siamo andati larghi solo alla fine. Un Valdagno di ragazzi giovani che ha voglia, ho visto un Valdagno anche un Palalido bellissimo contro il Trissino. Penso che Valdagno è una realtà che ho a cuore per il mio trascorso e penso che stia ricrescendo piano piano con tanta voglia di questi ragazzi e tanta voglia dei valdagnesi. Sì, abbiamo detto prima, c'è stato un momento dove Valdagno schierava praticamente un under 23 e comunque è riuscito a tenere botta. Mancava Fede Ambrosio stasera, c'è stata una mezza gaffa prima perché Gabriel ho scoperto che non c'entra assolutamente niente con Fede, ma in ogni caso adesso vi manca ancora una partita da recuperare, siete lì per il secondo posto. Sì, per noi questa è una partita a spartiacque, sapevamo che era importantissimo vincere. Abbiamo accusato un po' il weekend scorso, sinceramente, della Coppa Italia, volevamo almeno la finale, però è andata così. E per noi sapevamo che questo era uno spartiacque perché perdere qui significava allontanarsi dal secondo posto, invece ora ce la possiamo giocare alla grande fino a fine campionato, tenere alta l'attenzione e arrivare ai playoff il meglio possibile. Molto bene, allora come si diceva una volta, fino alla fine, forte Valdagno. Grazie Ricky, a presto. Grazie a tutti voi, ciao ciao. Grazie, ciao.